Eccoci insieme anche oggi, l'ospite Giuseppe Lumia, il vicepresidente della neonata realtà settore Imprese del Verde di Confartigianato del Veneto. Quindi parliamo di giardinaggio, florovivaismo, manutenzione del paesaggio. Un dato, perché è sorprendente, nel Veneto le imprese che fanno riferimento al verde sono 2.608, nell'ultimo anno sono cresciute di 104 unità con un tasso di crescita superiore al 4%. Per fare un riferimento, perché altrimenti non se ne percepisce la consistenza, le imprese di pulizia nel Veneto, che sembrano tante di più, in realtà sono 1.860, quelle del verde 2.608, 800 in più. Chi siete e cosa fate? Visto che il dato è sorprendente. Allora, nel vostro settore che aziende aderiscono? Nel nostro settore aderiscono le aziende che si occupano di manutenzione del verde a 360 gradi, le potature, la realizzazione del giardino e la creazione per quanto riguarda anche lo sviluppo di un impianto in base alle esigenze del cliente. Sì, la manutenzione del verde è così. Da Quito non sembrerebbe però un settore, tra virgolette, di moda, perché lo vediamo più legato ai momenti di crescita economica positiva, quando dice uno magari in un momento di congiuntura non facile è una delle prime cose che tende a tagliare, mentre invece voi state crescendo. Questo significa che le cose vanno un po' meglio nel nostro paese? Sì, perché la figura del manutentore del verde, la creazione, è sempre, viene vista sempre buona, diciamo, perché il cliente si affida a una persona qualificata per risolvere i vari problemi di potature, e allora per questo c'è tanta richiesta. I vostri clienti, i vostri referenti sono soprattutto pubblici o privati? Sia pubblici che privati. No, d'accordo, ma in maggioranza? La maggioranza dipende che azienda, dipende di che tipo di azienda è strutturata. C'è l'azienda che è strutturata a livello pubblico, l'azienda è strutturata un po' di pubblico, un po' di privato. Vabbè, ma per arrivare a chiedere, io quando penso al giardino del privato, penso a un giardino in cui uno bene o male insomma, si arrangia a manutenerlo. Per questo sono un po' sorpreso dal numero. In base alle metrature del giardino. C'è tanta gente che ha giardini grandi? Sì, tanti. Ah sì? Tanti giardini grandi. Medi, grandi, ma sono lavori che non è il classico taglia erba per tagliare una siepe. Per tagliare una siepe bisogna essere competenti ma anche attrezzati, perché ci sono siepi che sono di varie metrature e viene tanta roba di risulta e ci vuole del tempo. C'è ancora il gusto per il bello nel giardino? Sì, tanto. E sempre ci si rivolge a voi? Sì, sia a voi oppure agli architetti paesaggistici. Con i quali immagino lavorate in immagino sì, che collaborazione. collaboriamo con lo studio Forlan oppure con vari studi dove collaboriamo. Ecco, voi siete stati recentemente tra i protagonisti del Flormart, fiera che per anni, devo dire, è stato un punto di riferimento a livello internazionale, era un po' decaduta, adesso insomma negli ultimi anni sta in qualche maniera rinvigorendo. E questo è un segnale positivo per il vostro settore, ma riuscite a recuperare anche nel Veneto, voglio dire. Saonara era un po' un punto di riferimento a livello nazionale, anche quello insomma evidentemente con il tempo non è più tale. Ci sono spazi di crescita? Sì, diciamo che il mercato delle piante è ancora in forte crisi. Sono due mercati che viaggiano da due velocità diverse, diciamo. Il mercato delle piante è in crisi, il mercato della manutenzione e della manutenzione mensile del giardino ha tanto richiesta, diciamo. Quali sono oggi le mode nel giardino, se ce ne sono? Diciamo che le mode è snellire tanto il giardino. Il cliente ti richiede sempre un giardino sempre meno elaborato, perché ha poco tempo da stargli dietro e ora dice un giardino semplice, meno aiuole, meno una siepe, impianto irrigazione e via. Piante sempre verdi, sì, così piante sempre verdi. Di meno manutenzione. Sì, diciamo che per snellire tanto la lavorazione, perché dopo c'è il mantenimento, non è solo il costo della realizzazione, ma anche il mantenimento che è importante. Quali sono i problemi sul tappeto per la vostra categoria?
Il problema di tappeto quest'anno abbiamo avuto una stagione che è stata terribile per il tappeto erboso, perché tante piogge, la crescita di erbacce, i profilassi di funghi, tutta una serie di fattori. Se si sbaglia a tagliare l'altezza del taglio può influire, ci sono tanti fattori da stare attenti, diciamo. C'è un dato che ormai credo sia incontrovertibile, che sono i cambiamenti climatici. Quanto pesano sul vostro lavoro? Perché talvolta si legge le piante impazziscono. Insomma. Tanto. Quest'anno abbiamo avuto tanti fortunali, anche qua a Padova, che ci hanno causato parecchi danni. Al di là dell'evento meteo, però, proprio la stagionalità che sta cambiando. La stagionalità siamo arrivati fino all'inizio di ottobre, che era praticamente estate. Infatti si vede anche il risultato dell'erba, delle piante, che le piante impazziscono, fioriscono nel periodo sbagliato o danno un po' i numeri, diciamo, a livello climatico. Nel verde c'è un po' la filosofia che adesso va di moda, cioè quella del chilometro zero, oppure si chiedono ad esempio fiori o piante esotiche ancora? No, c'è chilometro zero ancora. No, ancora, perché per anni ci sono tanti giardini che hanno le palme, per dire che sì, ma sono un po' fuori posto. Ecco. Diciamo che va un po' a gusti, perché c'è chi gli piace l'ulivo, certo. Ancora c'è chi gli piace no, l'ulivo basta, va un po' di moda anche il giardino. Ma anche nella vostra professione, come ad esempio paradossalmente nella medicina, il cliente ne sa più di voi ormai con internet? Sì, ci scontriamo con il discorso di internet, perché i clienti anche il prezzo va a vederlo in internet, ma dopo bisogna anche dare assistenza, risolvere anche i problemi, che quando lo compri da internet una cosa, dopo non hai la stessa assistenza che hai con la persona fisica in giardino che ti risolve il problema. In tante professioni si usa dire che oggi non è più come anni fa, vale a dire il contadino è diventato imprenditore agricolo, l'operaio è un operaio specializzato. Il giardiniere è ancora il mestiere di 50 anni fa o è cambiato? È cambiato tanto. In che cosa è cambiato? Sono cambiati anche i tipi di potatura, è cambiato anche l'approccio diverso rispetto al classico tagliaerba che c'era di una volta, e sono cambiati in tanti aspetti, diciamo, anche nell'evoluzione delle macchine e tutto. Ecco, ci vuole molta professionalità. Sì, tanta. Ma è una professionalità che si acquisisce sul campo in maniera da mestiere artigiano, oppure ci sono delle scuole? Diciamo, ci sono delle scuole, una base ci deve essere e dopo sul campo si acquisisce abbastanza esperienza, diciamo. In queste 100 aziende più o meno che sono cresciute nell'ultimo anno, che casistica hanno? Chi sono i giardinieri di oggi? I giardinieri di oggi è chi è che ha perso il lavoro si è messo a fare il giardiniere. Quello è il discorso, che infatti per questo c'è la... Detta così sembrerebbe di pensare a tanti abusivi. Insomma. Sì, tanti, purtroppo ci sono tanti abusivi, tanti. E infatti con questo... E nonostante i tanti abusivi siete cresciuti, siete diventati 2600. Ma io non so adesso i numeri degli abusivi, ma ce ne sono parecchi abusivi. Sì, ma voglio dire, è normale tutto sommato chiedere al pensionato che tiene il giardino vicino a casa, fai anche il mio, insomma. Sì. Gli alberi da frutto sono un complemento d'arredo richiesto? No, di solito è un problema l'albero da frutto. Ho visitato il Flower Mart, ho visto tanti alberi da frutto, sì, diciamo, c'è casalinghi, chiamiamoli. Sì, il cliente che dice ritaglia uno spazio su un giardino abbastanza medio e ora si crea l'angolo orto, frutto, oppure il cliente classico che ha il giardinetto, l'albero da frutto è un problema perché bisogna trattarlo, bisogna potarlo e ora richiede un tipo di manutenzione diversa. Che dà una grande soddisfazione l'albero da frutta? Dà grande soddisfazione, sì. Vanno molto di moda i bonus, c'è anche un bonus verde? Sì, il bonus verde sul 36%. Che significa? Cioè, appunto, diciamo, su una spesa massima di 5.000 euro si detrae il 36% in 10 anni. Per fare cosa però? Per la manutenzione, potature, realizzazione, prende un po' tutto il giardino. Ci sono anche dei contributi europei sul giardinaggio? No, al momento no. Non rientra nel cosiddetto greening delle imprese agricole? No.
Chi è che si avvicina oggi? Abbiamo capito prima chi perde il lavoro, ma sono soprattutto uomini, donne? C'è anche qualche donna che si sta avvicinando nel mondo del manutentore, qualche donna, i giovani che sono appassionati. Purtroppo questo è un lavoro che bisogna che ti appassioni per farlo, abbia tanta passione, come tutti i lavori, diciamo. Lei usa un termine corretto ma non tanto facile, manutentore. Chiamarvi giardinieri? È riduttivo per voi? No, giardinieri, manutentori, è un po'... ci sono tante parole che si pronunciano, però dopo alla fine la figura è quella della manutenzione del verde, diciamo, chi si occupa della manutenzione. Per concludere, il fiore di moda oggi, o la pianta di moda, qual è? Non ce n'è. No? La rosa è un classico che viene richiesto? La rosa è un classico che ha tanta manutenzione. Dipende dal tipo di cliente, il cliente finale, che quanto impegno ci vuole dare anche nella continuità del giardino. Ecco, per concludere con un consiglio, cioè uno che ha un giardino, come abbiamo la gran parte di noi che abbiamo magari un pezzetto di terra, piantare cosa? Per avere una manutenzione insomma non esagerata. Un osmanthus, una pianta di osmanthus. Osmanthus? Sì. Fa bei fiori? Fa i fioretti bianchi, profumati, bellissimi. E lì, insomma, ce la caviamo con poco. Sì, poco, sì. Grazie a Giuseppe Lumia, che ricordo essere il vicepresidente veneto del nuovo settore delle imprese del verde, nato all'interno di Confartigianato Veneto. Questo a segnalare un settore in crescita, lo ricordo, 2608 imprese artigiane nel Veneto, 104 quelle nuove, anzi 2608 sono tutte le imprese del settore, ma 104 quelle nate nell'ultimo anno. Complimenti, buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.